Abbiamo lasciato sotto Guda e siamo sulla strada che porta agli impianti sciistici. Guardate che desolazione, cioè questa strada, guardate, alberi da una parte, detriti, fango, cumuli di fango, una strada che è assolutamente quasi impraticabile. Lungo la strada abbiamo incontrato dei geologi della regione che stavano effettuando alcuni sopralluoghi. Stiamo ancora facendo le nostre valutazioni e qui sicuramente ci sono state delle colate detritiche importanti che hanno riguardato tutta questa strada e che vanno a finire nei pressi dell'abitato di Sottoguda, mi pare. E adesso parleremo direttamente con il sindaco che ha chiesto supporto e ci ha mandato qui. Sicuramente ci sono ancora delle masse detritiche importanti che vanno mobilizzate e c'è l'occlusione un po' di questo torrente, quindi dobbiamo fare un po' il punto della situazione. Sale la preoccupazione per il peggiorare delle condizioni meteo. Mi preoccupa abbastanza sicuramente un possibile peggioramento del meteo per delle zone che già hanno sofferto, diciamo, abbastanza da questo punto di vista. E quindi già la situazione è pesante, lo potete constatare voi stessi. Con la macchina siamo riusciti a raggiungere Malgacciapella. La situazione qui è ancora in piena emergenza. Acqua, fango e detriti. Si scava, si puliscono le strade e le abitazioni. Molte le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile e numerosi volontari arrivati da tutte le province per dare una mano. Una situazione ancora molto complicata, come ci spiegano. Complicata, e penso che devono fare in fretta per pulire, anche perché siamo in montagna, quindi le condizioni potrebbero cambiare. Se gela tutto quello che è davanti, complica sicuramente tutta questa melma qua. Siamo qua da Padova perché siamo sempre qui in montagna, quindi siamo venuti a dare una mano a tutti gli amici. Che effetto vi ha fatto vedere una devastazione? È una zona disastrata che ha subito un grosso colpo, però ci si rialza e si va avanti. Era venuto qui per dare una mano? Sì, perché insomma in paese siamo riusciti a risolvere il grosso delle complicazioni, delle problematiche, quindi poi alla volta ci siamo spostati verso le zone più isolate, che sono rimaste più isolate insomma in questi giorni, per dare una mano. Insomma, c'era una bella squadra qui oggi, anche sia gente del posto e tanta gente anche da fuori che sono venuti. Veramente tanta solidarietà abbiamo ricevuto, quindi grazie davvero a tutti. Mio papà è il titolare dell'albergo, Quanti anni hai? 18. Che effetto ti fa vedere questa cosa? È un colpo al cuore, proprio ti fa venire tanta tristezza, tanto dolore, però vabbè, vedere anche tutta questa gente che aiuta è molto rassicurante. Vi lasciamo a queste immagini che parlano da sole.